Beh, intanto è molto ambizioso. È il piano di una regione che si dà l'obiettivo di avere il 43% di energia da fonti rinnovabili al 2030, è un piano che prevede 7 miliardi di investimenti, è un piano che avrà un impatto per quasi 20 miliardi di euro, sono 19 miliardi e 7, 109 mila addetti, è un piano che guarda con attenzione alle fonti rinnovabili e non ultima ovviamente a quella dell'idrogeno verde. L'idrogeno verde, quindi entro il 2030 dovrebbero essere a regime Porto Marghera e Padova. Assolutamente sì, i due siti per ora sono Porto Marghera e Padova, quindi Venezia e Padova, però non escludiamo che ci possano essere ulteriori evoluzioni, visto e considerato che da molte parti, soprattutto dal mondo scientifico, dagli addetti ai lavori, ne viene fuori che il tema dell'idrogeno verde potrebbe essere veramente una fonte energetica di riferimento per il futuro. È una rivoluzione necessaria, richiesta, ma è fattibile davvero da qui al 2030 in Veneto? Come se lo immagina questo Veneto da qui al 2030? Un Veneto sempre più green, un Veneto che saprà essere autonomo per l'approvvigionamento dell'energia non più al 34% ma al 50%, un Veneto che investirà moltissimo sulla transizione energetica, visto e considerato che la sua energia per il 43% nel 2030 proverrà da fonti rinnovabili. Pannelli fotovoltaici soprattutto, si diceva anche sopra i capannoni, sopra le case, ma chi non ce la fa a sbarcare il lunario poi come fa? C'è anche un intervento previsto per sostenere ovviamente queste transizioni energetiche, fare in modo insomma, che i tetti del Veneto si riempiano di pannelli fotovoltaici in maniera tale che pian piano si raggiunga un'autonomia energetica.